Si è tenuta domenica mattina in sala consiliare del municipio di Portogruaro una breve ma intensa cerimonia per celebrare davanti alla cittadinanza i 70 anni della Pallacanestro Portogruaro, che sono la storia di una grande passione, di tante gioie e qualche inevitabile amarezza. Sono il ricordo di grandi campioni come Capitan Uncino Torino Falboria, di figure dirigenziali di rilievo che con il loro lavoro hanno saputo scrivere pagine importanti. Ma sono anche i giorni nostri, quelli degli oltre 250 atleti da gestire in spazi che stanno diventando sempre più stretti. Sono quelli di un pool energy che, per non venir meno rispetto al passato, ha lanciato 2 giocatori di rilievo, come il play del Cividale Eugenio Rota, neopromosso in A2, ed il giovane Giacomo Furin che si sta facendo le ossa in Serie B a Monfalcone. Sono il desiderio di vedere la prima squadra volare nuovamente dalla Serie D alla massima serie regionale, ma anche quelli della sezione dedicata al basking, che svolge da 3 anni un'importante funzione sociale verso i disabili e le loro famiglie. Dopo 70 anni, la Pallacanestro Portogruaro è più viva che mai ed è pronta a raccogliere nuove sfide.